Eccoci qua amici della pesca e del canale YouTube Ligurian Fishing Adventure, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale. Quest'oggi finalmente si ritorna a pescare a fondo. Farò una pescata come non ne facevo tante perché sono parecchi anni che ormai mi sto dedicando alla ricerca di predatori in ogni modo, in ogni luogo e ho un po' abbandonato quella che è che era la mia pesca base, quella che tanti definiscono surfcasting, ma in realtà il più delle volte è pesca a fondo, dai moli, dalle scogliere, dalle spiagge. Non abbiamo in Liguria spiagge se non un paio, forse a Lassio, Laigueglia, Levanto, con le caratteristiche tecniche per definire le spiagge da surfcasting. Quindi tutto quello che viene successivamente è praticamente pesca a fondo, sì, un po' di tecnicismi del surfcasting riusciamo a scimmiottarli, ma fondamentalmente su una spiaggia molto molto profonda, come spesso accade in Liguria, è praticamente quasi sempre pesca a fondo, anche perché i pesci poi non sono sulle lunghissime distanze, troviamo fondali molto profondi nell'immediato e quindi non abbiamo necessità neanche di fare questi lanci stratosferici come spesso accade in spiagge basse che hanno necessità invece di tecnicismi molto più elevati. Detto questo, dopo tanti anni si torna a pescare a fondo. Io ho acquistato le due nuove canne della Shimano in tre pezzi che le vedremo nel video, un paio di mulinelli nuovi. Ringrazio la Asso per avermi fornito sia i fili per i mulinelli sia per i terminali, ma ho fatto una pescata tutta tra virgolette ignorante perché ho lasciato del filo molto spesso in bobina, uno 0,40 che poi è quello che utilizzo per pescare col vivo. Ho pescato in una situazione abbastanza complessa e nel generale perché aveva piovuto 3-4 giorni, l'acqua era molto torbida, molto carica di detriti, alghe e quant'altro e sono andato direttamente su uno 0,28 di terminale, quindi 0,40 in bobina, 0,28 di terminale, è uscita fuori una pescata tecnicamente chiamiamola ignorante perché comunque non sono i diametri che siamo abituati a utilizzare nelle pescate normali come può essere ad esempio questa. La situazione lo permetteva perché comunque anche se lo spot come andremo a vedere è uno spot riparato perché mi trovavo all'interno della baia di Rapallo e c'era parecchia onda, c'era parecchio movimento di alghe sul fondo, ho tirato su un sacco di rami e ho provato a tirare su dei pesi molto consistenti con le mie canne nuove per testarle, le ho testate sia coi rami che coi pesci come andremo a vedere. Una serata particolarmente fortunata. Detto questo, voglio salutare e ringraziare Marco del negozio Tiguglio Fishing Outlet di Lavagna perché mi ha fornito dei vermi che non vedevo da decenni, proprio da decenni, degli americani stratosferici, dei biboni che anche se non è bibi di coffa, veramente ottimi e che mi hanno aiutato parecchio, quindi un saluto al grandissimo Marco che ha una particolarità che hanno in pochi negozianti liguri, cioè la gentilezza, quindi se vi trovate nel Levante Ligure andate a trovare Marco a Lavagna perché è veramente una persona validissima e molto gentile coi clienti, cosa rara, martedì e giovedì vermi. Io queste informazioni ve le do gratuitamente perché come sa Marco, come sanno tutti, io sono un cliente e quindi pago come tutti voi. Però quando le cose vanno dette, vanno dette. Detto questo, da Marco io mi ho comprato degli americani XL, perché il grandissimo Marco ha gli americani XL e non quelli normali, un paio di scatole di bibi, di quelli non di coffa purtroppo, di quelli normali, e una scatola di coreane. Perché ho fatto questa scelta? Perché ho la possibilità di recuperare gli americani che ho già utilizzato, che magari sono mangiucchiati, avvolgerli magari con della coreana e creare un nuovo innesco. Quindi
non andrò a esaurire fino alla fine, come spesso succede, velocemente le miesche, perché con l'aiuto della coreana potremo vedere, come vi farò vedere nel video, un innesco particolare che io spesso utilizzo d'inverno quando magari i pesci sono un po' più, diciamo, meno attivi, per creare degli inneschi un po' più voluminosi, un po' più di movimento, perché la coreana di per sé possiamo mettere insieme tante coreane insieme, fare del volume, ma fa anche tanto movimento. Quindi riusciamo a recuperare degli americani già utilizzati, dei bibi già utilizzati, li avvolgiamo con della coreana e presto fatto un nuovo innesco pronto per partire, molto particolare e molto funzionante, come andremo a vedere. Quindi siamo pronti a vedere questa nuova avventura. Ritorno a pescare a fondo. Mi raccomando, amici, allacciate le cinture perché si parte.
Si vede, eh? Spettacolo, Gio. Bella, eh? Bella. Bella. 6 e 2.